questo non è con noi, devi avere la mamma imbriaca. Cosa fai? Peugeot proprio handicappato. Vai! Non so. Caro, aspettatemi! Come al solito, vabbè. Ciao! Beh, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video. Ciao! In questo video di oggi siamo già per strada. Stiamo andando direzione Feltre. A Feltre perché oggi c'è la Moto Benedizione 2018, tappa di inizio stagione che la maggior parte dei motociclisti del Veneto fa, e oggi siamo in compagnia di un paio di amici in moto, tutti membri del gruppo che ho già annunciato in un video che vi lascio qua a destra, se non l'avete ancora visto andatevelo a vedere subito, che è il Veneto Street Soul. Questo non è con noi, però è un bel strafanto. Tutti i membri di questo gruppo, che è il Veneto Street Soul, vi lascio in descrizione la pagina Instagram e il gruppo di Facebook. Se siete del Veneto iscrivetevi. E stiamo andando tutti in direzione Feltre, ma prima di andare a Feltre, tappa ai Trenti, che è un bar barra trattoria vicino a Bassano, che dobbiamo prelevare un altro po' di gente. In compagnia con me, vediamo se riesco a farveli vedere un po' alla volta. Ma tu è proprio il Peugeot proprio handicappato, però allora qui con me abbiamo il Peugeot handicappato di prima, qui con me abbiamo un XT600 Tenere. Ciao amore, ciao amore. Poi abbiamo un KTM 690 SMSC, non riesco bene a leggere la sigla, però SM. Poi abbiamo una Yamaha R1 del 2003, vecchiotta ma fa un casino atomico. Poi abbiamo un R6 del modello 2008-2015, 14, sì, 2015-14. Poi abbiamo un MV brutale, 3 pistoni, no dai, 3 pistoni. 800, 900, pare che sia 900, non mi ricordo più. Ma guarda te, sto pirla col BM, brutale, bella. Specchieteci il manubrio da ignorante. Devi avere la mamma imbriaca. Le buche. Dai, mi mancano 2 moto da presentare. Dopo ho finito. Dai, dove cazzo vai te? Dimmi dove cazzo vai. Poi abbiamo un CBR 1000 arancione che pare un KTM del 2006 con un gran bel disco sound, yeah. E poi alla fine davanti abbiamo Marco con l'R6 del 2007. Vediamo se riesco ad acchiapparlo, perché porca miseria c'è sempre il camioncino che la domenica deve rompere le scatole, no? E ecco qui l'R6 del 2006 di Marco con la bandiera gialla che gli sta sventolando alla moda di Superman notturna, perché sennò non si vede. Ragazzi, preparatevi, perché penso che in questo video verranno fuori tante di quelle minchiate venete, che preparatevi, cercherò di mettere i sottotitoli se mi sarà possibile. Sentirete molti bip o molti tagli, perché saranno molte brutte parole. Ragazzi, se siete maggiorenni guardate pure il video, se siete minorenni guardatelo accompagnati da un adulto. Amore, amore. Non devo. Non so quanto lungo verrà fuori questo video, nel caso lo taglierò in più parti. Sarà un'intera giornata fuori. Le buche. Oh, sta quieto, stammi a frenare che sei cattiveria, che non sei mica preparato. Cosa fai? Cosa fai? Ma cosa fai? Imbriaco, alle 9 della mattina. Dicevo, sarà una giornata molto lunga e non so quanto lungo sarà sto video. Come ho detto prima, infatti cercherò di tagliarlo in più parti. Spero che comunque il video vi piaccia e alla fine ditemi il vostro parere sul video. Caro, strade di merda, non
Fa tutto schifo. Guarda questo! Proprio porto giù la casa. È il primo giro in montagna della stagione 2018. Ah, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Speriamo di non trovare la Nivea, perché non c'ho mica voglia di vedere la Nivea. Non manca ancora tanto verso i 30, spero che... Vai! Non so, cacchio. Dicevo, non manca tanto per andare ai 30. Ci saranno ancora, penso, 10 minuti di strada, qui barra 15. Tiriamo su un po' di gente, beviamo un caffettino e poi ripartiamo verso Feltre. Le noccioline! Disgraziato, mi ha spento la moto! Perché la benzina costa poco. Ma c'è la Nivea in cima alle montagne. Beh, in cima alla montagna, non so che qui è con la neve. Ma guarda che per me è difficile cercare di fare un discorso in italiano, Sono sempre abituato a parlare in dialetto veneto, a volte mi impapiro, mi imbalbetto ogni tanto. E se io passo in mezzo, sarà altrettanto bravo da fare questa cosa? No, c'ho la Zamora, non posso fare troppo. Cross Runner tutto mimetico. Bello. Lo comprerei solo perché è mimetico. Africa Twin, Total Black, bella, tutta black. Siamo partiti, ma vaffanculo, mi si è spappolato un muscano, non so cosa cazzo, una vacca, si è spappolata una vacca sulla visiera. Dicevo, siamo praticamente arrivati, manca questa chicane in discesa e dopo siamo arrivati ai 30 e prendiamo le altre persone, gli altri membri del gruppo, che non so in quanti sono, uno è un mio amico e gli altri non lo so. Allora, è vero, cacchio, ma mi dimentico sempre che l'entrata è qua. Boh, cacchio, pacca del moto. Ciao Mare! Ciao Marco! Ciao Valdo! Tutto bene? E ora? Tutto bene? Un H2R! No, un H2, cosa vuoi? Dettagli. Adesso beviamo il caffettino. Il caffettino. Io devo fare l'attacco come tu. Ehi, si è guardato il mio video, bravo. Dove siamo? Pier. Siamo arrivati a... Le moto che passano, ti levi da cacchio. Bestemmia! No, sto vloggando, non si può. Sto vloggando, se no mi tocca censurare, non posso. Basta, tanto non ci puoi mettere le facce mentre bullonchi, capito? Delle tue, la tua la metto se voglio. No, io non la voglio. Anche a massa te la metto lo stesso, non te la censuro mica. Siamo qua ai Trenti. La carta di credito. Vabbè, stai vloggando anche te, vloggo anch'io, a posto. Vabbè raga, beviamo il caffettino, poi riportiamo e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, siamo ritornati in strada, appena andati via dai Trenti, abbiamo bevuto il caffettino, siamo andati là una mezz'oretta e adesso siamo in Valsugana, direzione Feltre, ci vorrà penso un'altra oretta, spero solo che la batteria della GoPro tenga botta, vabbè, mi sa che dopo se tiene botta riuscirò a fare qualche ripresa di qualche moto alla presente. Niente, siamo partiti, abbiamo tirato su un altro paio di persone del gruppo e adesso dobbiamo fare tutta questa strada a rompiballe che è bella perché in mezzo alle montagne, come potete vedere, è molto bella, però è una rottura di balle perché è tutta dritta, non c'è neanche una curva seria, è tutta statale, tutta strada dritta così, tangenziale, due pacchi. Aia! Bravo! Odio ste cose, ste aggiunte dei ponti, mamma, fanno fare i saltini, ti fanno male al culo. Devo cercare di raggiungere il gruppo perché sono l'ultimo della fila. Vi lascio con un po' di editing, dai, finché non arriviamo dall'altra parte. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So